Buongiorno Presidente, il Comites che lei presiede sta aprendo sempre più all'innovazione, sia in termini tecnologici che contenutistici. In questi giorni ha inaugurato un nuovo strumento di informazione per gli italiani in Spagna, ma non soltanto a Madrid. Qual è la molla che spinge il Comites da lei diretto verso queste tappe sempre più innovative e che, diciamo, forse in alcuni casi potrebbero non trovare un'adeguata continuità nelle strutture istituzionali, sebbene di recente vi sia stata una notevole spinta verso servizi più adeguati, vi sia stata una notevole spinta verso servizi più adeguati, servizi più moderni. Il Comune di Madrid, che io presiedo da 3 anni e mezzo, ormai siamo nell'ultimo anno e mezzo di legislatura, ha sempre portato avanti iniziative innovative. La parte tecnologica è la parte finale, ma che è stata discussa e decisa in Consiglio varie volte in questi anni, ma che chiaramente ha necessità di maturazione dei tempi. Qual è lo spirito basico di queste iniziative? Prima di tutto l'informazione deve arrivare all'ultimo italiano che o è in partenza o è già arrivato, ma che quando parte o quando arriva non ha una conoscenza reale dei suoi diritti e dei suoi doveri. Quindi l'informazione che noi diamo con questi sistemi tecnologici, ma anche basici, perché per esempio il Vademecum lo stamperemo in migliaia di copie, già l'abbiamo stampato, ci arriverà nei primi giorni di gennaio e lo distribuiremo attraverso i consolati onorari, attraverso le associazioni, attraverso i canali che troveremo più opportuni, perché arrivi al massimo delle persone possibili. Ma quello che, diciamo, lo spirito che ci porta a fare queste iniziative è che abbiamo notato che l'informazione reale e completa è frammentata, è distribuita in 100 canali, e per le persone normali che non hanno un'esperienza o una capacità completamente digitalizzata, o dal punto di vista dell'esperienza personale non hanno completa conoscenza di questi meccanismi, di unire in un unico canale questa informazione è di utilità e di aiuto. Tutto questo quindi rientra nel Vademecum che abbiamo pubblicato, non solamente in cartaceo ma anche distribuito sulle reti online, sia Facebook eccetera, tutti i canali che abbiamo disponibili, e poi soprattutto questa nuova applicazione, che è un'applicazione attraverso un'app telefonica scaricabile gratuitamente, che permette di arrivare alle stesse informazioni con pochi clic. Quindi se uno vuole fare un appuntamento non deve andare su Google e cercarla, scarica l'applicazione, clicca il suo punto di interesse e arriva all'informazione molto, molto velocemente. Questo è l'obiettivo, semplificare. Però lei sta cercando di dare qualcosa di più. Arrivare in un paese straniero non è solamente prendere la valigia, l'aereo, pagare il biglietto, atterrare e poi trovarsi un posto dove dormire, ma è capire quali sono le regole per la convivenza in quel paese. Quindi noi in Spagna cerchiamo come Comites di dare queste informazioni in maniera più diretta possibile. Quindi i contenuti sono quelli che il cittadino dovrebbe avere, dal mio punto di vista, prima di partire. Cioè le informazioni che noi diamo sono quelle che dovrebbero essere date
dalle istituzioni in Italia a qualsiasi cittadino che decide di espatriare prima di partire. E lì è la mancanza, cioè in Italia non c'è questo tipo di sensibilità, e quindi noi cerchiamo di coprire questa carenza all'arrivo, anche se molte volte arriviamo in ritardo. Queste tematiche, lei ritiene che il sistema della rappresentanza degli italiani all'estero, sia parlamentare che degli enti che rappresentano gli italiani all'estero, sia a livello associativo, ritiene che, stante le difficoltà naturalmente in cui oggettivamente si dibatte quest'ambito, possano adeguatamente rappresentare le esigenze di una comunità che ormai è enormemente mutata, perché in alcuni momenti sembra che parliamo di 30, 40, 50 anni fa e non delle attuali comunità italiane all'estero, che sono molto varie. Parliamo prima della rappresentanza e parliamo delle nuove comunità e dei cambiamenti. La rappresentanza è stata pensata per un'Italia all'estero che oggi non è più tale come era 20-30 anni fa, dal mio punto di vista. Il problema non è il numero, ma è la qualità e la capacità di intervento rispetto alle istituzioni italiane che hanno a che vedere con il borgo degli italiani all'estero, che probabilmente sono rimaste un po' indietro rispetto all'evoluzione degli ultimi 10-15 anni. Quando si parla di nuova immigrazione, si parla di persone che escono dall'Italia negli ultimi anni non più come avveniva una volta con un contratto in tasca, un contratto di lavoro in tasca, ma vanno alla ricerca di un'opportunità. Molti ci riescono con successo, altri no. Quello che deve fare lo Stato e quindi chi si occupa dell'immigrazione è anche di preoccuparsi non solo di quelli che hanno successo, che avendo successo non hanno grandi necessità, ma anche di quelli che non hanno successo. Lo Stato, che chi dovrebbe creare un'assistenza, quindi enti, associazioni, eccetera, eccetera, dovrebbero essere un volano e dare una capacità di consiglio verso queste persone per dirgli: guarda, se tu sei muratore non andare in Spagna, faccio un esempio, perché da 10 anni non si costruiscono case, perché è un mercato morto. Cioè ci deve essere un'agenzia che orienti, parlo in Italia, verso i mercati europei o extraeuropei in base alle specificità di ogni persona. Questo è il lavoro da fare in partenza. Però una volta che le persone scelgono un paese per altre ragioni che non sono legate alla propria professione, ci deve essere a livello locale qualcuno, come Comites, che dal punto legislativo hanno questa funzione, che dovrebbe orientare e aiutare queste persone a capire se è il paese adatto per loro oppure cercare altre strade. In un paese dove ogni anno vanno via 150-200.000 persone, un paese che non si pone questo problema di capire il perché di questi flussi e soprattutto non si pone il problema di proteggerli dal punto di vista sociale quando escono dall'Italia, non è un paese civile. Mi spiego meglio. Il sistema italiano all'estero, che è ben strutturato dal mio punto di vista, ma probabilmente non è in questo momento completamente adeguato alle nuove necessità della nuova immigrazione, dovrebbe pensare a un nuovo sistema. Tornando alla vecchia immigrazione, la vecchia immigrazione partiva con un contratto in tasca, si integrava nel paese che richiedeva quel tipo di professionalità, quella persona che arrivava lì costruiva il suo futuro lì e probabilmente è andato in pensione lì ed è contento di stare in quel paese. Oggi questo nuovo mondo
non prevede la possibilità che una persona arrivi in un paese e diventi stanziale per tutta la vita fino alla pensione. Non c'è più. Quindi oggi tu vai in Francia, stai 10 anni, lavori finché è possibile, poi finisce quel lavoro, finisce quella possibilità, e in Francia non hai più possibilità, non hai più futuro, devi cercarti un'altra opportunità, magari in Spagna, in Germania o in un altro posto, o in Ungheria, o dove c'è la possibilità. Uno Stato moderno deve capire che questo tipo di persone in Europa o fuori dall'Europa hanno bisogno di un diverso tipo di attenzione, di supporto, di aiuto. I comitati, secondo me, devono arrivare a quella funzione. La funzione per cui nacquero 30-40 anni fa è morta, non ha più senso. In questo senso Madrid, il nostro Comites, sta cercando di dare queste indicazioni con queste nuove iniziative, sia tecnologiche, perché sono poi non solamente dedicate alla Spagna, ma dedicate anche a chi vuole scaricare il vademecum dall'Italia e quindi capire prima di partire cosa deve fare, quali sono i diritti e i doveri. Ma sarebbe bellissimo che lo Stato italiano facesse le stesse cose e dicesse: vuoi andare in Francia? Queste sono le regole, prima di partire scaricati il vademecum e capisci se è un paese adatto a te o no, la Spagna o la Germania o chi che sia. Questo deve fare uno Stato. Questa è l'idea che c'è dietro tutte queste iniziative. È un'emigrazione mobile, soprattutto in Europa, ovviamente, discorso molto diverso per quanto riguarda i paesi oltreoceano, anche se ormai insomma le distanze sono diminuite e quindi anche lì una mobilità anche con i paesi oltreoceano. E per parlare ecco, più ampiamente del Comites di Madrid, è stato presentato proprio a Madrid un mese fa un video della fondazione Cresci, un lungometraggio nel quale i protagonisti sono i giovani, molti ricercatori all'estero, un lungometraggio che è stato presentato anche in altre città e via via sarà all'estero e sarà presentato anche a Roma nei prossimi giorni. Molti i ricercatori che hanno esposto la convinzione di non pensare più alla possibilità di un rientro in Italia dopo un periodo di esperienza all'estero, avendo trovato proprio all'estero la propria soddisfazione in ambito lavorativo, là dove in Italia non sono riusciti a trovare delle ottime opportunità per tanti motivi, per i motivi che ben sappiamo e che vengono ripetuti spesso anche in Italia. Ora, nel frattempo anche il fenomeno però degli anziani che decidono di vivere all'estero la propria vita dopo la pensione si è andato dilatando sempre più, e non si è andato dilatando soltanto per migliorare, per beneficiare di diverse condizioni finanziarie in paesi dove ciò è possibile, ma stanno aumentando sempre più per una soddisfazione diversa, per le difficoltà di tipo burocratico amministrativo che trovano in Italia, per lo scarso aiuto che trovano nel gestire la propria vita dopo una certa età, e per di più intere famiglie stanno lasciando il nostro paese. Ora, ritiene che alcune iniziative che sono entrate nella finanziaria di quest'anno, o altre che sono state sollecitate, o altre ancora che sono state varate nel recente passato dai precedenti governi, possano sviluppare un rientro, un tentativo di rientro in Italia. Stiamo parlando dei benefici fiscali per chi rientra, quello per i ricercatori, quello per gli anziani ultimo previsto dall'ultima finanziaria, e, insomma c'è una qualche possibilità che questi benefici fiscali possano far decidere verso un rientro nel nostro paese?
Oppure si tratta di manifesti elettorali o sì, no, comunque di no, no, partito che avranno scarsi riscontri? allora, la mia opinione, te lo dico da sessantenne, ok? Che ha lavorato 30 anni all'estero, tornare in Italia, in Sardegna, che è la mia terra, per uno sconto fiscale non è il mio sogno. Cioè, la legge attuale o quello che è messo nella finanziaria parla di pensionati esteri, quindi con pensioni estere, o pensionati che sono italiani che sono residenti all'estero da più di 5 anni, quindi persone che hanno lasciato l'Italia anni fa per utilizzare questi gravi fiscali e che vorrebbero tornare in Italia e tenere uno sconto sulle ritenute mensili sulla loro pensione. Allora, secondo me ci sono due, se parliamo di pensionati, ci sono due ragioni per cui le persone vanno via dall'Italia dopo la loro pensione. Una è quella economica, che è giustificata nei casi di estrema necessità, naturalmente, c'è persone che hanno una pensione minima, cercano paesi non dal punto di vista, solamente dal punto di vista fiscale più favorevoli, ma anche paesi dove il costo della vita è molto più basso e quindi con la pensione che hanno, lorda o netta, dipendendo se sono INPDAP, ex INPDAP o INPS, riescono a vivere una vita più decente. Chiaramente cercano paesi che hanno un clima adeguato alle loro necessità, quindi più al sud Europa possibile o altri paesi del sud del mondo che permettano loro di vivere una vita più gradevole dal punto di vista climatologico, naturalmente. Ma il fondo della questione è che secondo me un paese moderno non può espellere i propri pensionati che hanno pagato i contributi tutta la vita per queste ragioni. Cioè, dalla Spagna, io vivo in Spagna, non vanno via in Tunisia o in Argentina o in altri paesi con cui hanno relazioni di questo tipo per vivere meglio. Si spostano dentro la Spagna, cioè se un pensionato spagnolo che guadagna 1000 euro al mese a Bilbao si sposta al sud della Spagna perché magari cerca un clima migliore. Cioè, non c'è questo flusso di pensionati spagnoli verso il resto del mondo, tutto il contrario, tantissimi pensionati spagnoli che emigrati tornano in Spagna perché hanno ancora la loro casa e ritornano qua. Cioè, è un fenomeno totalmente italiano che è legato, come ho detto prima, un po' al fatto che ci sono delle pensioni che sono troppo basse e quindi non permettono, soprattutto nel nord Italia, una vita diciamo decente, e poi ci sono pensioni che non sono basse, che sono adeguate, ma che sono eccessivamente tassate, quindi si ricerca una migliore diciamo, qualità di vita, ma qualità di vita anche economica, emigrando all'estero. Quindi vanno in Portogallo perché hanno 10 anni di esenzione 100%, vanno in Tunisia perché anche lì il clima è buono e hanno un'esenzione. La questione iniziale della domanda volevo dire questo: emigrare è una cosa per una persona che ha una tradizione, una cultura e delle radici in un posto, è un trauma. Non è un problema di età. Andare via dalla propria terra a 18 anni o 60 anni è un trauma. Più giovane sei, più il trauma la sorge, cioè riesci a superarlo se hai successo. Se non hai successo ci mancherebbe altro, è una questione importante, ma una persona che ha 65 anni e che deve cambiare le sue abitudini, le sue amicizie per questioni puramente economiche mi sembra una cosa terribile. Un'ultimissima domanda flash. Con la contrazione
dei fondi per i Comites, cosa succederà? Allora, se questo risponde a verità, io non ho capito bene se questo 1 milione di euro in meno che dicono che hanno tolto, eccetera, se poi non riusciranno a risolverlo, o i 400.000 il CGE, eccetera. Il Comite di Madrid, non, lo dico da Presidente, non ha mai basato le sue attività contando con i fondi ministeriali. I fondi ministeriali sono arrivati, molte volte carenti, altre volte come l'anno scorso in maniera importante, che ci ha permesso di portare avanti queste iniziative, però sempre abbiamo fatto i conti con l'oste, con quello che avevamo, ma abbiamo sempre creato attività che ci permettessero, attraverso donazioni, attraverso collaborazioni esterne, sempre a carattere gratuito di professionisti, abbiamo sempre mantenuto alto il livello dei nostri servizi. Pensare che il finanziamento ministeriale sia la panacea per dare qualità all'attività dei comites non è, dal mio punto di vista, un elemento fondamentale. Quello che è importante sono le capacità e le volontà del Consiglio, del Presidente e di tutti i consiglieri per creare un servizio o pensare a servizi. I soldi, se le cose sono fatte bene e danno un valore aggiunto alla comunità, arrivano anche da altre fonti. Sono sempre più gli italiani all'estero che si rivolgono al Comites. Io non so di altri paesi perché non ho esperienza. In Spagna i comites, sia quello di Madrid che di Barcellona, negli ultimi anni hanno lavorato bene, hanno recuperato l'immagine negativa che c'era dei comites precedenti, che erano, dal mio punto di vista, lo dico, io ero consigliere anche prima, quindi io sono 15 anni che sono nei comites, ma non ero dirigente, ero un semplice consigliere. Avevano un'immagine limitata a certi gruppi, invece sia a Madrid che a Barcellona, lo dico con conoscenza, negli ultimi anni sono aperti alla comunità. Quello che manca è purtroppo ancora l'informazione, e lì deve nascere dallo Stato, cioè, ripeto quello che ho detto al principio dell'intervista, quando uno parte dall'Italia deve avere e decide di fare questo salto qualitativo, professionale, umano, eccetera, deve avere un punto di riferimento in Italia che lo informi e che gli dica: guarda, vuoi andare a lavorare all'estero, le tue diritti sono questi, i tuoi doveri sono questi, quando arrivi nel paese che hai scelto per avere assistenza o accoglienza o informazione, esiste l'ambasciata, il consolato, il comite, le associazioni. No, però in Italia non esiste. Se tu vai a un comune, qualsiasi italiano, e dici voglio andare all'estero, ti dicono buon viaggio.